Lo schieramento: Zafira Griff, Zaza Bond, Zara del Sile, Zarina Baba, Zoen Glory, Zea. Seconda linea: Zarina di Roberto, Zania di Jesolo, Zosima, Zarkava Ans, Zebrina. Favori per Zoen Glory in chiusura, Roberto Vecchione in sediolo numero 5 dello schieramento. L'errore intanto da parte di numero 3, Zara del Sile, Zara del Sile, squalificato. mentre al comando vola subito con il numero 4 Zarina Baba nei confronti di Zaza Bond. Tanto i primi 200 se ne vanno in 14 e 8. Rimaste più indietro invece Zoen Glory. Intanto i 400 iniziali se ne vanno con Zarina in vantaggio su Zaza Bond e poi Zea davanti a Zafira Griff. Quindi Zarina di Roberto tutte lungo la corda, mentre all'esterno Zania di Jesolo avanza con in schiena Zoen Glory. Tanto i 600 in 46,6 con leader Zarina Baba, che fin qui ha fatto quello che ha voluto, è andato in testa tranquillamente, poi ha graduato. Zaza Bond in seconda posizione, seguita da Zea, mentre al largo si impegnano Zania di Jesolo, Zoen Glory, quindi Zarkava Ans, mentre in coda è Zosima. Cavalli ormai al completamento del chilometro in 1:17,1 con Zarina Baba che continua a guidare. Rimangono alle sue spalle Zaza Bond e Zania di Jesolo al largo, mentre Zoen Glory prova a venire via a metà dell'ultima curva in terza ruota e si trascina Zarkava Ans. Intanto Numero l'errore 6, anche di Zea, Zea, completamento della piegata, ingresso in retta squalificato. d'arrivo. In vantaggio si presenta Zarina Baba, ci prova Zoen Glory a centropista che va su Zaza Bond e la supera. Anche Zarkava Ans si impegna all'esterno di tutti, ma nel finale Zarina Baba viene a vincere nettamente nei confronti di Zoen Glory. Al terzo chiude Zarkava Ans 1:15,4 con 29,5 a chiudere. Il ritorno alla vittoria per Zarina Baba. Manuel Pistone, la quota di 4,43 al totalizzatore per il training di Andrea Sarzetto. Andiamo a rivedere le fasi finali. Zarina Baba, ben sostenuta da Manuel Pistone, viene a concludere la sua fatica con un bel 29,5 a chiudere. Secondo posto per Zoen Glory, che tiene a bada i tentativi di Zarkava Ans, che è scattata in scia proprio a Zoen Glory, mentre per il quarto finisce bene a centropista Zebrina davanti a Zaza Bond.